L'atrio del municipio come un'area picnic, le passerelle per l'acqua alta come comode panchine, l'ultimo schiaffo al decoro di Venezia. Ecco cosa accade di fronte a Cafarsetti, tempio dei proclami sulla qualità urbana e sul turismo sostenibile. Gli unici contenti sono i proprietari dei fast food e questi giovani ospiti della città, giunti dalla lontana Olanda per gustare i tipici hamburger veneziani. Ormai non c'è più ritegno, le persone bivaccano ovunque in questa città, la cosa grave è che l'amministrazione comunale sembra ancora non vedere questo grosso problema. Questa è una città dove vivono i residenti, è la città più bella del mondo che va tutelata, preservata e va mostrata per le bellezze che conserva. I bivacchi di certo non le fanno onore. Non resta che rivolgersi a chi ha il compito di far rispettare i divieti, i vigili urbani. Scusi, qui fuori ci sono una decina di persone che stanno bivaccando lungo le passerelle dell'acqua alta. Sarebbe bene intervenire perché è un'indecenza, con tanto di sacchetti del McDonald's a mangiare, è veramente un'indecenza. Basta uscire qua un attimo alla destra. Lei non posso uscire. No, lei no, però può chiamare qualcuno che può intervenire. Ma l'intervento della forza pubblica alla fine non è necessario. Messi in allarme dalle attenzioni a loro riservate, i turisti decidono di voltare l'angolo e terminare altrove il loro pasto, magari in piazza San Marco, dove certamente nessuno li disturberà.